percorrere questo 2021 che inizia intorno al primavera-estate con un omaggio ad un grande, forse al più grande, ad Ennio Morricone. Sì, questo sicuramente mi appartiene, no? Questo mondo del maestro Morricone che io eseguo le sue musiche dal 2004. Poi eseguirle in un momento storico molto particolare, eseguirle in un posto molto particolare che è stato il ponte, l'inaugurazione del ponte di Bassano con un grandissimo della musica, il maestro Andrea Griminelli, che ha collaborato con Morricone. Morricone ha scritto delle arie per lui, delle melodie per lui e quindi le abbiamo anche riprese e le abbiamo riportate alla luce per orchestra e flauto. Quindi credo che sia stato un momento magico per quello che riguarda quello che abbiamo sentito, no? In quel momento, anche se, come si vedono dalle immagini, c'era un freddo, un vento incredibile, ma la forza e la volontà di farlo c'è stata da parte di tutti e quindi è stato un momento molto, molto intenso. Musica non solo all'interno dei teatri, ma abbiamo visto sul ponte di Bassano, ma poi avete suonato anche a 2000 metri di altezza al Bosco degli Artisti di Falcade, anche in questo caso per ricordare la tempesta Vaia. Era il 24 luglio ed eravate appunto a Falcade. Sì, questo progetto è il terzo anno che andiamo a fare. È stato un progetto che è nato anche insieme a Treviso, insieme al sindaco Mario Conte, dove abbiamo cercato di pensare che il legno di questi alberi è il legno che comunque fa gli strumenti musicali. Così è nata l'idea, no? E di quindi andare noi con la nostra musica a portare un omaggio alle piante, al legno che ha dato tanta vita ai nostri strumenti ad arco. Sì. Il legno che poi è caduto, no? In tutta questa tempesta, in questo disastro. E appunto 2 anni e mezzo fa è partita questa idea che con un primo concerto al Comunale di Treviso, che poi è stato riportato su a Falcade, il Bosco degli Artisti, dove abbiamo trovato uno spazio che sembrava messo lì apposta per ospitare un'orchestra. Le sedie sono state fatte con dei tronchi, i musicisti sono seduti su dei tronchi tagliati da questi alberi che sono stati spezzati. E abbiamo fatto il primo anno il concerto La mia terra, è proprio il titolo di questo progetto. Il secondo anno abbiamo fatto le musiche di Morricone e quest'anno invece abbiamo portato Roby Facchinetti con il progetto Roby Facchinetti Symphony. Roby Facchinetti Symphony, che è questo nuovo nostro progetto dove abbiamo preso le musiche più importanti scritte da Roby Facchinetti ma eseguite dai Pooh in 50 anni di storia e poi anche qualche inedito, 5 inediti che ha scritto Roby Facchinetti. Qual è la caratteristica di questo progetto? Abbiamo tolto tutto quello che era il mondo della band, quindi è un disco, è un album dove dove è stata pensata la musica allo stato puro, no? Quindi solamente un'orchestra sinfonica, un'arpa e un pianoforte e la voce di Roby, con molti brani anche proprio sinfonici, nel senso senza neanche la voce, proprio pensati in questo senso. Come vedete questo video Uomini Soli è il video tratto da questo album. E questo album che coinvolge veramente tantissime persone. Pensate che abbiamo lavorato con oltre 100 musicisti, l'Art Orchestra di Budapest e l'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, quella insomma, la mia orchestra stabile, e 150 coristi, quindi un coro lirico, un coro pop dell'Art Voice Academy, quindi proprio rappresenta questo lavoro, rappresenta il totale, no? Tutto quello che io sto preparando, sto lavorando, sto facendo, ecco, è dentro a questo album, è dentro a questi 99 minuti di musica pop sinfonica con Roby Facchinetti, che poi abbiamo fatto un primo concerto su a Falcade, un primo accenno, un concerto un po' più sostanzioso a Castelfranco Veneto e adesso insomma è pronta, dopo l'uscita dell'album, è pronta anche la tournée per il 2022. La Ritmico Sinfonica Young Orchestra che anche ha
ha partecipato con Andrea Bocelli al Set Music Award su Rai 1. Questo lavoro con questi ragazzi è partito qualche anno fa e si sta consolidando sempre di più. Loro come primo progetto abbiamo fatto Sanremo Young su Rai 1, 6 puntate in diretta su Rai 1 per 2 anni, ma la cosa bella è che si sta consolidando. Sono ragazzi dai 18 ai 25 anni, alcuni hanno già finito il loro percorso e quindi adesso suonano nella grande orchestra oppure in tantissime altre situazioni. Quindi la cosa bella è avviare anche i nostri ragazzi alla professionalità, al professionismo, no? Questo è fondamentale. Quindi vengono nella Young Orchestra, lavorano con questi grandi artisti per poi poter fare il loro percorso professionale. Dicevo, si è consolidata l'orchestra perché poi oltre ai concerti, abbiamo fatto diversi concerti con la Young, ma hanno fatto questi 3 video molto, molto belli e molto importanti secondo me anche per un percorso professionale dei ragazzi. Io credo che la musica va fatta con grande professionalità, va fatta con il cuore e questo può portare veramente del bene a chi la fa, a chi la suona, a chi l'ascolta, può portare dentro di noi qualcosa di veramente unico, no? Perché le notizie brutte, i momenti difficili le superiamo anche attraverso la positività, qualcosa di positivo, e la cosa bella è quando finisce un concerto e la gente ti dice abbiamo passato 2 ore dove non abbiamo pensato a nulla, abbiamo pensato solamente a stare bene. Quindi questo è il più bel complimento che ti possa fare qualcuno del pubblico dopo che hai fatto un concerto. Ci può anticipare qualche progetto per questo 2022, qualche altra collaborazione? Tornerà a lavorare con Robby Facchinetti, insomma quello che ci può anticipare? Beh, allora, di Robby Facchinetti la tournée è già definita, è andata su tutti i giornali, in televisione, quindi partiremo il 22 marzo dal Teatro Donizetti di Bergamo, il 29 saremo al Teatro Lirico di Milano, poi faremo altre tappe in Italia, saremo anche al Teatro della Conciliazione di Roma, Firenze, Mantova, Torino, ma devo dire che c'è una bellissima tappa che sono, insomma, in qualche modo grazie al sindaco Mario Conte, che insomma è un amico e ha sempre un occhio di riguardo per la musica, perché da quando eravamo insieme al Coros dell'Alpina di Treviso c'è questa amicizia profonda, no? E ogni volta che dico facciamo qualcosa a Treviso è sempre pronto, e quindi il 5 maggio avremo questo grande concerto di Robby Facchinetti Symphony al Teatro Comunale di Treviso, quindi insomma è proprio ufficiale, quindi qualsiasi persona vuole prenotarsi i biglietti, i posti sono già disponibili, quindi far passare a Treviso questa tournée a livello nazionale per me è un motivo di orgoglio e sono molto, molto felice, perché questo ed è la prima parte, poi speriamo che ci sia una seconda, che ci sia la tournée estiva, insomma questo è un primo punto sicuramente per il 2022. Ci saranno i concerti dell'Art Voice Academy, questi ormai sono appuntamenti fissi, credo ci sarà il concerto a Castelfranco, credo ci sarà il concerto a Falcade, insomma alcune cose sono già ecco, in cantiere e stiamo lavorando su una serie di idee. Ecco, sicuramente ogni anno dobbiamo rinnovarci, riproporci con qualcosa di, come diceva lei prima, vogliamo portare e riportare la musica nei posti suggestivi. Ho visto adesso l'immagine di Bibione al Faro, no? Ecco, questa veramente è stato un momento di una bellezza unica, fare un concerto lì e sentire che sui pianissimi dell'orchestra il mare ti accompagnava, il suono del mare, credo siano delle emozioni che si provano solamente in alcuni momenti e in alcuni luoghi, che poi creano magia e sintonia tra la musica e il paesaggio. Quindi credo che sia questa anche una bella cosa, tenendo conto che i teatri sono eccezionali, che noi con Robby Facchinetti faremo il tour teatrale e i Mio Bei Teatri d'Italia, però ecco, portare la musica
qui sul mare a Falcade del Bosco degli Artisti a 2600 metri col Margherita, dove non c'è un albero ma c'è solamente, vedi le montagne che ti vengono, che sono attorno a te e che ti fanno da scenografia e da teatro. Credo siano delle sensazioni uniche che si provano delle volte, no? Sarebbe più facile dire di no, perché le difficoltà di fare i concerti in questi posti sono tante, diciamo, no? Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori e tutte le persone che come i musicisti e come gli artisti non hanno potuto lavorare in questi anni, che sono i tecnici del suono, i tecnici delle luci, io li chiamo i nostri angeli custodi, perché senza di loro noi siamo in palcoscenico ma non saremo quelli che siamo, perché sicuramente ecco, loro ci permettono poi di fare quello che poi voi vedete e ascoltate.